Presidente Serracchiani, la settimana delle infrastrutture, così come l'ha definita, si conclude con una grande inaugurazione, quella della nuova ripartenza dell'aeroporto del Trieste Airport col nuovo brand, che rimane però l'aeroporto Savognin di Brazzà. Sì, in realtà non posso nascondere la grande soddisfazione di questa settimana. Viene da anni di duro lavoro, sono tantissime le persone da ringraziare e credo veramente che questo lavoro di squadra oggi abbia riqualificato le infrastrutture della Regione. Parte il terzo lotto della terza corsia della A4 Venezia-Trieste, partono i lavori del polo intermodale dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, che sarà l'unico aeroporto collegato direttamente con stazione ferroviaria interna, e da terzo la firma che ho apposto al protocollo di intesa con RFI per la velocizzazione della Venezia-Trieste con un investimento di oltre 400 milioni di euro sull'intero territorio del Friuli Venezia Giulia. Credo davvero che siamo arrivati al dunque e che iniziamo a vedere i risultati di questo lavoro importante. Nell'arco di poco più di 10 anni si punta quindi ad arrivare a 1,8 milioni di passeggeri in transito dalla Trieste Airport. Sì, il piano industriale dell'aeroporto è ambizioso ma è assolutamente alla portata. Intanto si sta realizzando per la prima parte, che era quella più importante, cioè oggi noi possiamo dire di avere un bilancio finalmente in pareggio, abbiamo ripianato le perdite, abbiamo eliminato le società che abbiamo messo in liquidazione, abbiamo internalizzato di nuovo molte operazioni che erano state affidate all'esterno, abbiamo salvaguardato l'occupazione e stiamo dando davvero una nuova prospettiva anche per quanto riguarda i traffici a questo aeroporto. Naturalmente prima di poterlo fare avevamo bisogno di offrire un prodotto e questo prodotto è davvero un bel prodotto. Vicepresidente Bolzonello, con l'inaugurazione di quest'area partenze del Trieste Airport, finalmente un Friuli Venezia Giulia molto più raggiungibile anche dai turisti. Noi in questo momento stiamo facendo un grosso sforzo per attirare ospiti in Friuli Venezia Giulia, gli ultimi 2 anni più 700.000 persone, numeri importanti. Avere un aeroporto è fondamentale, averlo oggi in questo modo rinnovato, che si appresta ad avere ulteriori nuove rotte e infrastrutture e servizi, è un qualcosa di basilare per le politiche turistiche. In più la grande novità è che nel giro di 13 mesi, firmato ieri il contratto, avremo la nuova stazione dei treni, quindi un'intermodalità vera davanti all'aeroporto, ma realmente davanti, non a qualche chilometro di distanza. Ci sarà una fermata della rete ferroviaria e quindi avremo un ulteriore servizio. Significa potenziare ed avere una veramente possibilità straordinaria per questa opera e quindi per tutta la parte legata al turismo del Friuli Venezia Giulia.